Mister Bognanni, vittoria schiacciante della Supergiovane Castelbuono 5-0 sul campo del Fulgatore. Le prime impressioni di questa squadra alla prima uscita in eccellenza. Sì, abbiamo fatto una grande partita oggi, è merito tutto dei ragazzi, della società che non ci fa mancare niente, ma soprattutto di questo splendido gruppo, perché stiamo lavorando tanto, stiamo lavorando bene, il nostro obiettivo è quello della salvezza. Anche oggi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo superato il turno di Coppa Italia con i Geraci. Io sapevo che oggi sarebbe stato un po' duro all'inizio, perché anche il Fulgatore da neopromossa aveva l'entusiasmo, aveva la voglia, aveva la determinazione per metterci in difficoltà, ma poi con il passare dei minuti abbiamo preso campo, siamo andati in vantaggio e poi il secondo tempo i ragazzi hanno alzato i ritmi, siamo andati sul 2-0, 3-0 e la partita è finita. Non abbiamo fatto niente, dobbiamo lavorare con umiltà, dobbiamo lavorare con voglia, con spirito di sacrificio, perché questo è un campionato difficile, un campionato tosto, sappiamo che è difficile salvarsi in un campionato del genere, noi siamo una neopromossa, quindi ogni domenica sarà una battaglia sportiva. Cercheremo di lottare partita dopo partita. Mister, lei, nonostante la giovane età per essere un allenatore, tra i dilettanti è molto navigato. Diciamo che la sua squadra è tra le più propositive, almeno per quanto concerne questo inizio di stagione. Su cosa ha lavorato principalmente in questo ritiro per rendere la squadra così offensiva, così portatrice di gol? La cosa bella è la disponibilità che mi danno loro. I ragazzi sanno che con me si lavora, io sono uno che lavora tanto, pretendo tanto. Stiamo lavorando su alcuni principi, stiamo specificando alcune situazioni di gioco. Il nostro obiettivo principale è stare equilibrati in campo. Stando equilibrati in campo e tutti lavorano, andiamo a pressare alti, abbiamo dei tipi di uscita nel pressing orientato, quindi è tutto merito dei ragazzi, perché sanno quello che devono fare. Poi si sacrificano, se c'è da fare una corsa in più facciamo una corsa in più. Ripeto, l'importante è l'equilibrio, non è un discorso di sistemi di gioco, l'importante è stare equilibrati dentro il campo, occupare bene gli spazi e poi ripeto, ho un gruppo spettacolare, un gruppo che non si tira mai indietro, un gruppo che è pronto a tutto, un gruppo che sa che quest'anno dobbiamo lottare partita dopo partita. È da 14 anni che alleno, questo è il 14° anno, ogni anno cerco di dare sempre il massimo e ogni anno è una vera e propria battaglia. Vediamo quest'anno come va, ma sono sicuro che grazie a questa società e grazie a questi ragazzi possiamo fare bene. Siamo in chiusura, un appunto su questi sudamericani, tanti giocatori arrivati in questa sessione provengono da quel continente, come è riuscito ad integrarli nel gruppo e soprattutto come riesce a comunicare con molti di loro che magari ancora non conoscono bene la No, lingua. ripeto, la cosa importante è la disponibilità di tutti loro. I ragazzi sudamericani, abbiamo argentini, abbiamo anche un brasiliano, sono tutti bravissimi, bravissimi ragazzi. Ragazzi che vogliono lavorare, ragazzi che si vogliono far vedere nel calcio europeo, quindi è facile comunicare con loro. Quando parliamo la stessa lingua, cioè la lingua del lavoro, del sacrificio, della passione, poi è tutto più facile. Non tutti parlano bene l'italiano, però i concetti base li capiscono, sono ragazzi che hanno disponibilità nell'apprendere, nell'imparare e ripeto, il merito è tutto dei ragazzi. Io sono il loro allenatore, ma se anche oggi abbiamo fatto bene è soprattutto merito loro. Grazie mister. Buona serata a tutti e un saluto ai tifosi della Supergiovane Castelbuono. Siamo con Santiago Torres, capocannoniere di questo inizio di stagione della Supergiovane Castelbuono, anche un gol oggi contro il Fulgatore. Come ti trovi in Italia e soprattutto a Castelbuono? Buonasera. No, la verità mi trovo benissimo a Castelbuono, come penso tutti i ragazzi pure argentini che siamo nella squadra. Sì, per fortuna abbiamo cominciato benissimo pure in Coppa Italia e quindi siamo tutti contenti. Tu già hai siglato 3 gol in Coppa, 4 con quello di oggi. Diciamo che sei un bomber di spessore per questa categoria. A quanto punti e se ci credi nel titolo di capocannoniere? Certo, uno ci crede sempre, però oggi, anche se non avevo fatto gol fino a che eravamo pure 2-3-0, io ero tranquillo perché pure come mi ha detto il mister, come l'ho detto io prima dobbiamo vincere, poi chi fa il gol è lo stesso. Certo, se lo faccio io che sono un attaccante sarò più contento, però la cosa più importante è vincere, chi fa gol è lo stesso, non è importanza. Siamo in chiusura anche senza il gol, abbiamo notato la tua grande abnegazione in fase di non possesso, nell'aiutare i compagni, anche nel legare il gioco. Come ti trovi con mister Bognanni e tutto il resto del gruppo? No, mi trovo benissimo con il mister, pure con i ragazzi, abbiamo fatto un bellissimo gruppo e per me pure la cosa più importante è aiutare la squadra, anche non solo fare gol, quindi se mi devo sacrificare, lottare per ogni palla fino al 90°, come faccio sempre lo farò sempre, perché la cosa più importante, come ho detto prima, è la squadra. Se la devo aiutare lottando, facendo una partita con i difensori un po' rognosa, non è un problema.